dove come replica questo telespettatore Pizzati? Beh, è stato lunghissimo, però ha detto molte cose giuste, molto dettagliate. Una cosa molto importante che ha detto, appunto, c'è anche una divisione etnica in Libia, quindi c'è la parte cirenaica con Bengasi e la parte che sta forse dietro Gheddafi e a Tripoli. Quindi questa è una situazione diversa dall'Egitto alla Tunisia, e quindi se non c'è un intervento deciso può portarsi anche a lungo termine, quindi questo è il pericolo maggiore, che diventi proprio una guerra civile classica che duri non qualche giorno come può essere stato in altre parti del Nord d'Africa, ma per un periodo più lungo. Però tornando al punto dell'immigrazione, perché era questa insomma la parte della seconda parte, una cosa secondo me è molto sbagliata nel dibattito politico: pensare che per bloccare l'immigrazione ci vuole il dittatore forte là che te li tiene. Sicuramente il fatto di avere dei dittatori che tengono sotto il tacco la propria popolazione spinge la popolazione all'immigrazione, quindi un risultato di lungo termine di queste rivoluzioni che vediamo nel Nord Africa, e appunto non è tanto se è la Francia o l'Italia o l'Inghilterra che riceve il gas e il petrolio dalla Libia, però il fatto è che non venga controllato come un monopolio da un dittatore, ma che questo viene distribuito nelle popolazioni in maniera più equa. Allora vedrai che l'immigrazione verrà dall'Italia alla Libia, quindi la soluzione per il problema dell'immigrazione dal Nord Africa è il benessere della popolazione in Libia.